Benvenuti, oggi Borghi d'Italia diventa capoluoghi perché vi portiamo alla scoperta di Brescia, Leonessa d'Italia, capitale italiana della cultura 2023 insieme a Bergamo. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi Brescia! E noi iniziamo il nostro itinerario all'interno del castello, il nuovo museo del Risorgimento. Tra l'altro vedo un buon afflusso in questa mattinata e incontriamo il vice sindaco e assessore alla cultura del comune di Brescia, Laura Castelletti. Buongiorno. Noi iniziamo con una domanda semplice. Ci presenti il comune di Brescia? Il comune di Brescia e la città di Brescia sono una realtà che sorprende. Brescia è una città che sorprende, quella in cui chi arriva ha delle medie aspettative, in verità è una città di quelle che ti fanno dire wow, che sorpresa, perché in ogni angolo, in ogni spazio è capace di colpirti con qualche cosa di unico e speciale. Noi abbiamo 3200 anni di storia e un biglietto da visita che le racconta tutte, attraversando in particolare via Musei, arrivando poi nel cuore, nelle piazze della città. Tu puoi incontrare dai Romani ai Longobardi la storia rinascimentale del Medioevo fino ad arrivare all'architettura del Novecento. È una città che attraversandola ti racconta la storia dell'arte dell'intera nazione. Io ieri ho visto tanta gente emozionata all'interno del Capitolium. L'area archeologica, Brixia Parco Archeologico, è davvero un qualcosa di straordinario e di speciale, immaginandolo soprattutto a nord di Roma, quindi nel nord Italia. È molto esteso, molto ben conservato e quindi abbiamo il Capitolium, abbiamo anche il Teatro Romano, una parte delle Domus all'interno del Monastero Benedettino, che invece è il Museo di Santa Giulia, e uniscono tutti questi luoghi della Brixia romana un corridoio chiamato Corridoio UNESCO, perché questo è un altro dei gioielli ai quali noi teniamo molto e raccontiamo molto volentieri, perché abbiamo questo riconoscimento del sito UNESCO che diventa un altro elemento di attrazione in una città che si sta scoprendo, una città pronta per il turismo culturale. Tanti luoghi da visitare, ma in questo anno particolare anche tante iniziative. Abbiamo tantissimi luoghi da visitare, tantissimi luoghi da scoprire, quindi da qui l'invito a venire a Brescia e a vivere questa città abbastanza unica nel contesto italiano. L'abbiamo arricchita con tantissimi eventi. Noi quest'anno abbiamo questa straordinaria opportunità insieme a Bergamo di essere capitale italiana della cultura. Abbiamo fatto un grande lavoro per costruire un palinsesto di eventi, dai più grandi e spettacolari a quelli anche più piccoli, più semplici, perché abbiamo lavorato con la coprogettazione, perché abbiamo scelto che ogni bresciano e ogni bergamasco quest'anno sia davvero protagonista. Poi incontreremo il vescovo, ma anche l'itinerario religioso merita attenzione. Noi siamo la città di Papa Paolo VI, quindi questa è una delle ragioni per le quali credo che valga la pena assolutamente guardare con attenzione la nostra città. Abbiamo però per esempio un progetto molto bello che abbiamo costruito con la diocesi, che si tratta dei custodi della bellezza. Noi sappiamo che gran parte del nostro museo è un museo diffuso di grande valore, sono le chiese che al loro interno hanno opere straordinarie e i custodi della bellezza ci aiutano a tenere aperto queste
queste chiese durante tutto l'arco dell'anno e durante l'arco di tutta la giornata. Spesso chi arrivava trovava chiese chiuse sapendo che all'interno invece c'erano opere importanti. Grazie ai custodi della bellezza sacra ci sarà anche questa possibilità. In conclusione, qual è il consiglio che lei dà ai tanti visitatori che arriveranno per meglio leggere, tra virgolette, la città? Arrivate a Brescia, lasciate al confine della città e delle mura la macchina, prendete una metropolitana, abbiamo una metropolitana in una città di 200.000 abitanti che sorprende, anche questa perché non ce la si aspetta, ed è anche un museo sotterraneo di arte contemporanea. E poi arrivate nel cuore della città, andate a visitare i musei, le piazze, ma lasciatevi trasportare da questa voglia che probabilmente vi travolge e fate lo sforzo di arrivare in cima al castello. Noi abbiamo un colle, il Colle Cidneo, nel cuore della città, sulla sommità un castello, ed è un punto di vista bellissimo per il quale incominciare a osservarci e poi scegliere qual è il puntino giusto nel quale andare a passare la fine della giornata. Grazie, e noi continuiamo il nostro itinerario. Adesso andiamo ad incontrare il vescovo di Brescia. Con gioia incontriamo il pastore della diocesi di Brescia, Pier Antonio Tremolada. Allora, ci presenti la diocesi di Brescia? Innanzitutto lasciatemi dire, è una diocesi che io amo molto, considero veramente un grande dono essere stato eletto, scelto da Papa Francesco come pastore di questa grande comunità di Brescia. Ve la descrivo un po' brevemente. Ecco. Una delle caratteristiche di Brescia, peraltro, è la proporzione tra la città e la diocesi. La città conta 200.000 abitanti, la diocesi arriva a 1.100.000 e questo dà subito l'idea della configurazione, perché siamo su un territorio molto vasto e anche molto vario. A me piace dire che qui abbiamo tutto tranne il mare. Abbiamo i laghi, abbiamo le montagne, abbiamo le valli, abbiamo la Franciacorta con i suoi vini, abbiamo tutta la Bassa, abbiamo la città con il suo hinterland. Ecco, la diocesi coincide non perfettamente, ma in buona parte con la provincia, e quindi siamo intorno al 1.100.000 abitanti, con 473 parrocchie, con 650 sacerdoti, con 1 migliaio di persone consacrate. Abbiamo il nostro seminario con il suo istituto teologico e poi per quanto riguarda la vita della Chiesa abbiamo un patrimonio artistico che è meraviglioso. Le nostre chiese sono straordinarie, non solo dal punto di vista architettonico ma anche dal punto di vista pittorico, perché all'interno delle nostre chiese abbiamo dei capolavori. Questa è un po' la nostra Chiesa. E soprattutto la cattedrale con il Duomo Vecchio, praticamente una tradizione religiosa che continua. Sì, questa è una caratteristica, direi, abbastanza originale. Qualcuno dice, ma voi avete 2 cattedrali? No, noi abbiamo una cattedrale e abbiamo il Duomo Vecchio. Il Duomo Vecchio, che è una chiesa meravigliosa e che è proprio a fianco dell'attuale cattedrale, che è molto più recente per quanto riguarda la costruzione. Sono 2 edifici molto diversi. Il Duomo Vecchio è carico di storia ed è carico di tradizione. E poi abbiamo le Sante Croci. Il Duomo Vecchio custodisce il grande tesoro di Brescia, che sono le Sante Croci. Pensi, si tratta di reliquie autenticate, riconosciute della Santa Croce, hanno una storia molto complessa e sono collocate dentro un'urna preziosa per aprire la quale occorrono 3 chiavi. Una la tiene il vescovo, una la tiene il sindaco della città e una il presidente della compagnia delle Sante Croci. E il giorno della festa delle Sante Croci, tutti e 3 questi soggetti si riuniscono, ciascuno con la sua chiave, per aprire e per esporre le reliquie alla venerazione della popolazione. E Brescia è anche città mariana? Ah sì, abbiamo un santuario meraviglioso che è il santuario della Madonna delle Grazie, a cui i bresciani sono molto affezionati, all'interno del quale santuario sono anche custodite le reliquie, la reliquia per eccellenza di Paolo VI, la sua maglietta con il sangue che l'aveva macchiata quando fu ferito nelle Filippine durante il suo viaggio apostolico. Quindi in un certo senso il nostro santuario mariano si fonde anche con il luogo della memoria di Paolo VI. I 2 patroni
patroni sono San Faustino e Giovita. Sì, che sono qui, vedi, a destra abbiamo Faustino e Giovita, che secondo la tradizione sono martiri, uno presbitero e uno diacono, e che poi sono successivamente apparsi per difendere la città dall'assedio dei duchi milanesi, quando la città aveva scelto di stare con Venezia. Ecco, allora ci fu un assedio e la tradizione racconta che i due santi martiri intervennero e fermarono miracolosamente questo assedio, per cui questa apparizione portò a questa decisione dell'esercito sponsorizzato dai milanesi di ritornare e di non proseguire verso la conquista della città, che già stava soffrendo molto. Qual è l'augurio del pastore della diocesi in questo anno particolare, che è un anno dedicato alla cultura? Che possiamo crescere nell'esperienza della vera cultura. Io credo che quando noi pensiamo alla cultura ci viene subito in mente una biblioteca, e invece no, cioè la cultura ha a che fare con la vita. A me piace dire che è un sapere che fa vivere la cultura, o un saper vivere, è una presa di coscienza sempre più lucida del senso che ha la vita, la capacità di porre delle domande importanti e di cercare umilmente delle risposte, però alla vita. E l'augurio mio vorrebbe essere questo, che grazie a quest'anno, anche alla contemplazione delle grandi opere che la tradizione ci ha lasciato, ma non solo, noi possiamo acquisire quella sapienza della vita che poi ci permette di difenderla da ciò che la rovina e la offende e di gustarla. E adesso con il direttore Mauro Salvatore andiamo a visitare il Museo Diocesano. Visitiamo un po' di sale perché è talmente vasto e soprattutto è un museo nel museo, perché poi siamo all'interno di una struttura bellissima. Esatto, grazie difatti di questa possibilità di illustrarlo. Siamo all'interno del chiostro maggiore del complesso di San Giuseppe, che ha anche altri due chiostri molto più piccoli, e questo chiostro è stato acquisito dalla diocesi, dal demanio, per fare in modo che venisse esposta la sede principale del Museo Diocesano. È una realtà del Cinquecento, vi erano i frati minori dell'Osservanza che l'hanno tenuto fino a Napoleone, poi è andato in disuso e dagli anni '80 del secolo scorso è la sede di questo museo. Abbiamo all'interno, al primo piano, le collezioni permanenti. Sicuramente, se dobbiamo dire quali sono i capolavori principali che noi conserviamo, sono quelli del Moretto e del Romanino, del Cinquecento bresciano, del Cinquecento lombardo, ma abbiamo poi tutta una serie di altre sale. La Repubblica di Venezia qui imperava, per cui abbiamo una serie di capolavori del Settecento veneto, e c'è tra l'altro una piccola chicca all'interno di questa sezione del Settecento veneto, perché c'è una sezione di coloro che avevano avuto un miracolo e quindi facevano rappresentare in un quadro quello che era avvenuto, quadri votivi un po' particolari. Abbiamo poi dopo tutta una serie di tele del Cinquecento bresciano, non soltanto appunto di Moretto e Romanino, ma anche dei loro allievi, e fanno parte di una collezione che in parte condividiamo anche con la Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia, con la quale c'è un'ottima collaborazione. Ci sono tessuti liturgici, c'è poi una sezione che è dedicata all'oreficeria e all'argenteria sacra, ci sono alcuni calici veramente molto preziosi con gemme e pietre preziose rilevanti. Proprio recentemente la sezione delle icone sacre di origine russa, sono state studiate da parte di docenti della Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale e le abbiamo posizionate in una maniera veramente rilevante, finalmente leggibili, perché non sempre le icone sono riconoscibili in questo modo. A fianco alle icone c'è poi la sala sensoriale, quindi fare in modo che ci sia un percorso anche per gli ipovedenti e i non vedenti, che possano in questo modo godere anche degli altri sensi per toccare le opere d'arte. Voi state portando avanti anche un discorso di un museo diffuso. Esattamente, perché abbiamo tutta una serie di opere che sono contenute non solo appunto al Museo Diocesano, ma in tutta una serie di chiese, in particolare del centro storico. E approfittando di Brescia-Bergamo, capitale della cultura, abbiamo collegato tutte le parrocchie del centro cittadino in maniera tale che una serie di giovani laureati dell'Università Cattolica, dell'Accademia di Santa Giulia e dell'Accademia Laba accolgano i visitatori e mostrino quelle che sono le preziosità all'interno di queste chiese. Mi viene da citarne soltanto una, ma ce ne sono naturalmente tantissime.
bellissime. Nella chiesa di San Giovanni Evangelista abbiamo un luogo spettacolare dove la cappella cosiddetta del Santissimo Sacramento ci sono i quadri di Moretto e di Romanino che si parlano. Piano terra vi sono anche altre opere interessanti, intanto il refettorio dove i frati mangiavano, adesso è diventato un auditorium di 200 posti. Interessante vedere appunto sullo sfondo di questo refettorio un affresco dell'Ultima Cena del 600 e di fronte abbiamo collocato l'Ultima Cena di Franca Ghitti, che è una artista scomparsa 12 anni fa di fama internazionale. Accogliamo poi l'UCAI, l'Unione Cattolica Artisti Italiani, i loro giovani hanno la possibilità di esporre qui le loro opere, le loro mostre. E abbiamo poi sempre al piano terra del chiostro, sotto il porticato, 3 opere di questo scultore non vedente, Felice Tagliaferri, una Pietà rivelata, una famiglia con bambino fragile e, incredibile, una Pietà ribaltata, dove è Cristo che tiene in braccio la madre, con un volto da bambina, il corpo da donna e i piedi da anziana, quindi a dire che Cristo sostiene e raccoglie tutta l'umanità. Grazie direttore, noi continuiamo la nostra passeggiata a Brescia, andiamo a scoprire alcuni piatti tradizionali del luogo. E la cultura è anche la cultura del cibo che in questo caso leghiamo anche al sociale e lo facciamo con Patrizia Caldinelli della cooperativa sociale Anemone. Innanzitutto, prima di presentare l'itinerario del gusto, vediamo che cosa fate voi con la vostra cooperativa. Ma noi abbiamo una cooperativa sociale che per prima cosa vorrebbe far lavorare più persone possibili con disabilità. Ci sono tanti ragazzi che senza lavoro sono proprio persi, legati ai computer, a casa su un divano, ascoltando musica, invece hanno proprio bisogno di socializzare, trovare gente nuova, conoscenze e lavorare, perché il lavoro aiuta parecchio questi ragazzi. Da qui è nata questa idea di aprire questa attività, quindi abbiamo un bar in una scuola dove questi ragazzi vengono, lavorano, servono, vedono altri ragazzi, si entusiasmano, trovano proprio la loro serenità. Abbiamo un bar trattoria vicino al centro città, addirittura c'è una ragazza che è addetta al banco, è lei che serve i clienti che arrivano al self-service. È anche importante poi il riciclo. E poi nel pomeriggio, se avanziamo qualcosa, facciamo anche il riciclo, quindi tutto va a metà prezzo e c'è chi arriva e acquista quello che sembrerebbe un avanzo ma che non lo è, in poche parole, perché sono tutti prodotti cucinati in mattinata. E allora adesso andiamo a presentare l'itinerario del gusto, quindi iniziamo dagli antipasti. Brescia è anche fortunata perché intorno a lei ha delle belle valli dove a pochi chilometri troviamo anche la Cascina che ha ancora il maiale e quindi abbiamo un buon salame che spesso va negli antipasti, è molto ricercato. Ci sono anche le formaggelle, adesso qua ne abbiamo una solo magra perché non abbiamo avuto modo, però troviamo spesso dei buoni prodotti proprio vicino a noi. Poi abbiamo i primi. Primi ci sono i cassuncelli, questi qua sono quelli bresciani, con ripieno bresciano che è uova, pane, formaggio, un ripieno molto povero ma che poi alla fine sono gustosissimi. Questi cassuncelli fanno parte anche di Brescia Buona. Poi abbiamo un'altra sezione, un altro Questi primo... sono dei cassuncelli che sono della mia valle, la Val Camonica, tanto vicina a noi, e là facevano questi cassuncelli grossissimi che però sono molto rinomati. Chi va in Val Camonica desidera proprio assaggiare questi cassuncelli che sono poveri, fatti solo di un ripieno di patate, ma che piace. E poi abbiamo la trippa. La trippa è proprio di Brescia, ormai sta scomparendo, in pochi la fanno, però è molto apprezzata. Andando avanti con i secondi. Secondi abbiamo del cotechino, adesso la stagione se ne sta un po' andando, però l'inverno è molto richiesto, il cotechino col purè, con le spinaci. E poi degli spiedini. Gli spiedini li abbiamo fatti un po' per coprire il vero prodotto di Brescia che è lo spiedo. Purtroppo noi non siamo stati capaci di farlo, non abbiamo le strutture giuste per farlo. Abbiamo voluto un attimino mettere una toppa su questo piatto. Però per chi arriva a Brescia
Lo spiedo si può mangiare in tanti Ovunque, luoghi. sì, lo trovano in parecchi posti. E accompagnato dalla La polenta ci deve stare, la polenta accompagna poi un po' tutto, dai brasati, dal manzo all'olio, che sono proprio gli altri piatti proprio bresciani. E anche le verdure poi. Le verdure, la verza, le costine. E i dolci? E i dolci abbiamo fatto questi perché qui i nostri ragazzi sono semplici da fare e quindi sono quelle cose che con loro riusciamo a portare a termine facilmente, e quindi le frittelle, le chiacchiere sono quelle cose che vanno anche tutto l'anno, anche se non è carnevale. E questa ciambellina? Questa ciambellina sono i biscotti sempre di Brescia Buona, che è sempre quel prodotto che Brescia Buona sta aiutando a vendere. E non poteva mancare poi Franciacorta e gli altri vini. Franciacorta, Pasini, che ci aiutano ai vini, che sono delle cantine sul lago di Garda, sul lago di Iseo, dove hanno dei prodotti veramente validi che servono per accompagnare tutti questi nostri piatti abbastanza tosti. Una domanda che facciamo un po' a tutti, ma che cos'è Brescia per lei? Beh, Brescia mi ha dato l'opportunità di questo lavoro, di aiutare questi ragazzi. Ho trovato marito qua, quindi ho fatto famiglia, ho avuto i figli, quindi Brescia per me è anche famiglia. Grazie alla signora Patrizia, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze e curiosità di Brescia. All'interno del Museo Santa Giulia incontriamo Francesca Bazzoli, che è presidente di Brescia Musei. Abbiamo tante cose da presentare. Io inizierei da questo luogo, addirittura 14.000 metri quadrati, quindi veramente tante cose da vedere racchiuse in questo luogo. Sì, è un museo straordinario che forse uno non si aspetta da Brescia. In realtà Brescia è una città davvero sorprendente perché ha un patrimonio straordinario, pochissimo conosciuto in Italia, anche perché è un patrimonio di recente restituzione. Pensate che questo museo è stato aperto quasi 25 anni fa, quindi tutto sommato ha una storia recente, ma racchiude quasi 2000 anni di storia in un unico posto, perché passiamo dalla preistoria, che è sotto, a Roma. Abbiamo uno straordinario parco archeologico romano a Brescia che si estende da qui fino al Capitolium, che è forse il più importante parco romano a nord di Roma, quindi se volete vedere una piccola Roma venite a Brescia. Qui siamo nell'ala delle Domus, no? Nell'ala delle Domus, dove sono conservati mosaici, affreschi di questa antica città romana che era Brixia, che era una città veramente importante, aveva un teatro importantissimo che vorremmo restituire alla fruizione, i templi che poi si possono vedere qui vicino, il tutto unito da questo corridoio che dà proprio l'idea della continuità fisica tra questo spazio romano, che fu conservato perché in epoca longobarda qui fu costruito il convento di Santa Giulia, che con i suoi giardini in qualche modo fissarono la città romana che esisteva sotto. Per cui in questo luogo straordinario che è questo museo abbiamo una sovrapposizione sotto Roma, sotto fisicamente perché lo vediamo dall'alto, al piano terra abbiamo lo sviluppo longobardo, medievale e rinascimentale. Tutto nello stesso posto. Quindi venire in questo museo è percorrere una piccola enciclopedia della storia dell'arte e dell'architettura italiana, tutte riunite in uno stesso luogo, che ha un sapore straordinario. Ci sono anche molti video lungo l'itinerario poi. Abbiamo appena, in occasione della Capitale della Cultura, rimesso a posto l'ala romana di questo museo, perché da qui abbiamo spostato la Vittoria Alata, che è il grande simbolo bresciano e della romanità a Brescia, l'abbiamo ricollocata in Capitolium. È venuto il presidente Mattarella subito dopo il lockdown a fare l'inaugurazione dicendo che l'Italia ripartiva dalla cultura, parole profetiche per noi. Quindi rimettendo la Vittoria Alata, che è questa statua del I secolo d.C. straordinaria, uno dei bronzi romani più importanti al mondo, che era stata appena restaurata, è stata spostata dal museo nel Tempio Capitolino con un allestimento fatto da un grandissimo architetto spagnolo straordinario che la pone fuori dal tempo, e quindi questo spazio che ha perso la vittoria l'abbiamo rinnovato, e l'occasione è stata anche quella di aggiungere a questo museo, in quest'area, tutte le nuove tecnologie museali che la tecnica contemporanea consente. Parlando della sezione longobarda non possiamo dimenticare la Croce di Desiderio, che è una delle nostre grandi
punti di forza. La Vittoria Alata e la Croce di Desiderio sono davvero le emergenze più eclatanti, forse più conosciute del nostro patrimonio. È una straordinaria croce astile longobarda con tutte incastrate queste pietre straordinarie e reperti romani, per cui ci sono anche dei vetri romani che sono incastonati in questa straordinaria croce, ed è il luogo in cui si trova questa croce in Santa Maria in Solario, di cui abbiamo appena rifatto l'illuminazione, che è veramente una cappella medievale di straordinaria bellezza e suggestione. Ci tengo a presentare anche la Pinacoteca e lì abbiamo Raffaello, Moretto, Romanino. Anch'essa è una grande pinacoteca, straordinaria per l'allestimento, molto vivace, con questi velluti che coprono le pareti, che sono ispirati alle sfumature dei quadri presenti. In pinacoteca abbiamo la grandissima pittura bresciana del Cinquecento, che è un rinascimento con delle caratteristiche particolari, la pittura di realtà, Lotto, Romanino, Moretto. Abbiamo 2 Raffaello. E poi abbiamo la grande pittura che ci accompagna al Settecento a Ceruti, che è uno dei nostri grandi maestri. E fino alla pittura ottocentesca abbiamo Canova, scultore, Hayez, pittore, perché il conte Tosio Martinengo, che ha fatto questa collezione e l'ha donata alla città, agli inizi dell'Ottocento, oltre a collezionare i pezzi antichi, collezionava anche i suoi contemporanei, che erano appunto Hayez, Canova e questi. Per cui abbiamo anche un'antesignana di una collezione d'arte moderna, che adesso è diventata ottocentesca. E l'ultimo spazio che avete inaugurato è il Museo del Risorgimento? Sì, perché la Fondazione gestisce anche il castello, che è la più grande fortezza nel centro di una città in Europa, dove ci sono 2 musei, che sono il Museo delle Armi e poi il Museo del Risorgimento. Brescia è conosciuta per essere leonessa d'Italia, non poteva mancare questo museo che era stato aperto in modo un po' provvisorio dopo la guerra. C'è un allestimento totalmente nuovo e innovativo, dove abbiamo impiegato al meglio queste nuove risorse delle tecniche museali. È un museo che ci parla della storia passata, ma in chiave contemporanea, quali sono i valori che il Risorgimento ha incarnato, che ci hanno portato alla Repubblica, alla Costituzione e che sono vivi ancora oggi, il valore della democrazia, dell'autodeterminazione dei popoli, quindi è un museo che ci parla dell'oggi. Che cos'è Brescia per lei? Brescia è la mia città, qui abbiamo ricevuto educazione ed esempi di persone che rimangono nel cuore per quello che hanno costruito nella vita. Ecco, per me Brescia è il luogo del cuore per le persone che qui ho incontrato. Grazie a Francesca Bazzoli, e quindi Brescia vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Brescia, capitale italiana della cultura 2023, insieme a Bergamo. Per tutti gli approfondimenti sul nostro programma potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Quindi buone passeggiate a Bergamo e Brescia. Ciao!